All'interno del progetto BioDelta4, il TESAF, Dipartimento dell'Università di Padova, si è occupato di individuare quali aspetti della biodiversità possono essere valutati, analizzati per meglio descrivere i popolamenti forestali gestiti. La biodiversità, soprattutto nei nostri ambienti, è caratterizzata dagli aspetti strutturali più che di composizione specifica, e questi possono essere valutati attraverso una notevole quantità di indici. E quindi è importante ed è stato rilevante andare a individuare quali indicatori catturassero effettivamente la diversità strutturale, che a cascata si porta dietro una descrizione di quanti habitat, quante nicchie ecologiche sono disponibili all'interno dei popolamenti forestali, e quindi ci dà una chiara visione di quella che è la biodiversità ospitata dai popolamenti forestali gestiti, che era quello proprio l'obiettivo del nostro progetto. È chiaro che a questo punto, una volta individuati tutti questi indicatori e calcolati anche su un set di dati disponibili, si è andati in campo per poter raccogliere nuovi dati e per testare e calibrare il set di indicatori individuati. L'attività in campo svolta nell'ambito del progetto BioDelta4 ha prodotto una grande quantità di dati e una grande quantità di valori assegnati agli indici strutturali, di composizione specifica, presenza di dendromicrohabitat, eccetera. A questo punto c'è stata una grande attività di analisi in ufficio al computer per cercare di correlare tutti questi numeri tra di loro e per individuare effettivamente quali erano gli indicatori che riuscivano a racchiudere al loro interno più informazioni possibili per determinare la biodiversità dei popolamenti forestali. Alla fine di queste analisi abbiamo ottenuto e individuato effettivamente un set di indicatori riassuntivi che sono stati derivati sia da analisi in campo, quindi da un rilievo diretto sul terreno, con un protocollo che è stato anche definito e che è pubblicato sul sito del progetto, e anche con dei dati che sono stati desunti da immagini telerilevati e soprattutto facendo riferimento ad esempio a dati LiDAR, e quindi catturare la struttura forestale e la biodiversità strutturale attraverso questo strumento. Mettendo insieme tutto questo pacchetto di informazioni si è arrivati a un set di indicatori che ha restituito un punteggio che per ogni bosco all'interno del quale questi vengono applicati fornisce un numero, e questo deve essere confrontato con delle soglie. E il nostro popolamento sarà un popolamento ricco di biodiversità chiaramente se supera alcune soglie, e questi indicatori sono soprattutto legati alla diversità dimensionale degli alberi, quindi valorizziamo la presenza di grandi alberi, valorizziamo la presenza di legno morto, anche soprattutto se caratterizzato da grandi dimensioni, e anche la presenza di varie situazioni come radure all'interno del popolamento forestale. Tutto questo per cercare di individuare delle situazioni in cui una gestione sostenibile sia anche a garanzia di un'elevata biodiversità dei popolamenti gestiti.